Sempre in diretta su telesardegnanetwork.com e su Radio Star, insomma, coach Cantagalli, una vittoria per la sua squadra, però un po' sofferente quest'oggi. Beh sì, diciamo è stata una bellissima partita, una grande battaglia, merito molto della squadra che oggi ha giocato molto bene, la mia un po' meno, siamo stati che sfortunati perché abbiamo avuto purtroppo due infortuni che ci hanno un po' messo in difficoltà, però nulla da togliere a Sant'Attilio, scusate la voce ma l'ho persa, che ha giocato una grandissima partita. Lo sapevamo perché prima di venire qua avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata una partita durissima, che avremmo dovuto giocare non solo con la tecnica ma anche col cuore, in effetti è stato così e devo dire grazie ai miei ragazzi perché sono stati bravissimi anche nelle difficoltà a venirci fuori. Abbiamo sentito il coach Cantagalli, adesso vediamo sta arrivando anche dalla parte opposta coach Draganov, che ho visto tra l'altro a fine partita, proprio quando ormai mancavano qualche punto al termine. Coach Draganov era tranquillissimo, lui ha sognato a un certo punto la vittoria e invece è arrivata questa sconfitta, ma l'Olimpia è uscita veramente non a testa alta, ho detto durante la telecronaca e durante la radiocronaca, ma a testa altissima contro questa corazzata Conrad Reggio Emilia. Gli avete fatto venire paura, diciamoci la verità. Hai ragione, poi alla fine è prevalso la forza dei primi nella classifica. A me solo un rimarico che i ragazzi hanno dato tutto, tutta la partita l'abbiamo giocato a livelli tattici altissimi e abbiamo avuto la palla nelle mani a chiudere la partita. È sfortuna, dobbiamo crescere, dobbiamo avere più individualità dentro nel campo, più consapevolezza. Stiamo lavorando per questo, io sono contento, abbiamo dato una battaglia dura, solo il risultato dove non mi soddisfatto, però è una buona partenza perché contro corazzati come loro, vedi, togli uno dal campo, un altro, terzo, lì a cambi, ricambi. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto tutto quello dove dobbiamo fare. Ecco coach, se prima della partita insomma avresti messo forse la firma su un punto a fine partita, magari un po' ci mangiamo tutti insieme le mani, anch'io mi ci metto insomma, perché mi sono sgolato nel momento in cui insomma l'Olimpia stava per vincere la partita. Purtroppo è pallavolo è fatto così. Stai in avanti, arriva un momento quando devi vincere, o un po' di paura o una indecisione diciamo intera di qualche degli atleti, ma è normale, io non dimentico da dove siamo partiti, cosa abbiamo fatto e a lottare a pari contro i primi non è facile, è un squadrone senza sconfitta, sono venuti qua con i loro punti in classifica, però noi abbiamo altri 7 partiti, se entriamo così con quel spirito, con quella forza, possiamo dire la nostra, non dico né di classifica né di niente, ma almeno tutti gli altri a sentire la nostra presenza nel campionato, perché con 4 partite già ci siamo messi lì in mezzo di tutti gli altri, come Forlì, come Ferrara, siamo lì dentro. Insomma, cosa diciamo a questo meraviglioso pubblico che quest'oggi veramente ha riempito questo Cattino e c'era una bolgia incredibile? Sono splendidi, sono spettacolari, io penso che almeno li abbiamo ripagati per il tempo trascorso qua insieme con noi, perché noi in settimana lavoriamo tanto, non mi lamento, tutti i ragazzi lavorano, ogni tanto c'è qualche infortunio che ferma qualcuno, però penso che tutto è reciproco, quando la squadra dà tutto di sé, vedo che anche il pubblico risponde, spero che sono contenti perché abbiamo giocato proprio alla nostra ultima goccia di forza dove abbiamo avuto. Adesso prossima partita, sabato prossimo, Pala Rockefeller, si gioca a Cagliari contro la seconda forza del campionato. Anche lì magari una grinta come quella vista quest'oggi. No, in quello sono sicuro che dimostreremo anche lì. Grinta ci sarà. Ora sarà duro in settimana levare tutto quello dove è successo durante la partita, perché una sconfitta sempre pesa nella testa di atleti, nella mente, nell'approccio fisico, però sono ragazzi abbastanza in gamba e penso che dopo i primi 2 allenamenti ci concentriamo per i Cagliari, cosa dobbiamo fare. Insomma, nonostante la sconfitta, sei contento lo stesso, mi pare, no? Di capire. No, ma dobbiamo essere contenti. Ora amarezza ci sta, perché potevamo chiudere anche per 3 punti, diciamo, però è pallavolo, nello sport ci sta, anche grandi squadroni, anche a livelli altissimi le fanno queste cose,
Se è successo anche a noi, peccato che è in casa nostra, però sono contento che abbiamo dimostrato che siamo cresciuti, che stiamo andando forte e la strada l'abbiamo imbucata e andiamo fino in fondo. Sono altri 7 partite, spero giocarli sempre con quella intensità, con consapevolezza che siamo una squadra e quale possiamo lottare contro tutti. Benissimo, grazie naturalmente con la sua solita e tradizionale signorilità da parte di coach Draganov, che ho visto anche sorridente anche nei momenti difficili. Questo è importante per i tuoi ragazzi. No, loro quando mi vedono che sono tranquillo sanno che fanno le loro cose. Ora volevo fare complimenti anche a Reggio Emilia perché ha dimostrato essere prima in classifica, se ne va di nuovo senza sconfitta. Poteva essere la prima, però la vita continua, non è che ci fermiamo qua. Grazie, congediamo coach Draganov, naturalmente sempre per la chiusura di questo nostro appuntamento per il campionato di Serie B1 nazionale. L'appuntamento sarà per martedì, intanto potete rivedere la partita dell'Olimpia Sant'Antioco su telesardegnanetwork.com sul web e poi saremo chiaramente sabato nuovamente sia con la radio sia con la televisione al Pala Rockefeller di Cagliari per seguire la partita in diretta appunto dell'Olimpia Sant'Antioco che affronta la seconda forza del campionato, Cagliari Volley. Ringraziando naturalmente nello studio della Radio Star Francesco De Sole, al quale auguro naturalmente anche una buona vacanza, visto e considerato che domani partirà. Un ringraziamento particolare a Luca Leinardi. Da Renato Scanu l'appuntamento è per domani alle 14:45, sempre in diretta su Radio Star e su Tele Sardegna Network per la partita del Carbonia Calcio dallo stadio Zoboli. Per oggi è veramente tutto, la più cordiale buonanotte, linea alla regia.